Oggi una visita istituzionale da parte del prefetto di Agrigento e del provveditore agli studi, in una struttura che lei negli anni ha sempre migliorato e che è al top per l'integrazione. Sì, io sono contento, questo senso diciamo, di questo volere essere qui sia il provveditore ma sia anche il prefetto è per noi estremamente importante, perché vuol dire quanto tengono ad una scuola come questa, che è una scuola in cui molti ragazzi vivono un disagio, molte persone vivono un disagio, quindi noi facciamo istruzione sì, ma siamo anche, come dire, abbiamo anche un percorso sociale, di questo noi ne siamo responsabili, ne siamo convinti assieme a tutta la classe docente e lo facciamo con metodi innovativi. I metodi che vengono utilizzati al CPIA oggi sono metodi che stanno per essere utilizzati anche nell'ordinamentario. Questo è estremamente importante e quindi io gli sono grato, perché questa attenzione vuol dire una grande sensibilità, quindi non potevo dubitarne, ma ne sono contento averlo constatato personalmente. Una scuola aperta a tutti, anche al territorio, lei ci ha tenuto a dire questo, con tante iniziative che si sono fatte e che lei appunto ha messo a disposizione. La scuola non è mia, è dello Stato, quindi chiunque ha bisogno della scuola, degli spazi della scuola, delle strutture, se vuole fare informatica, che vuole utilizzare, è aperta. La scuola è aperta dalle 7 di mattina alle 21 di sera, la comunità di Villa Seta, ma la comunità che ha bisogno di questa struttura me ne può fare richiesta, è a disposizione, perché come le dicevo non è mia, è una struttura a disposizione della collettività e della comunità, in particolare di Villa Seta. Prefetto, oggi una visita al CPIA di Agrigento, una struttura molto confortevole, accogliente per gli immigrati, dove si studia primo e secondo livello, insomma una struttura messa su e recuperata negli anni dal dirigente scolastico Lopresti. È una struttura che io devo dire definirei quasi di eccellenza, perché a volte noi parliamo di integrazione senza avere idea di che cosa poi si fa per l'integrazione soprattutto degli immigrati. Ecco, questo è un esempio virtuoso, concreto, reale di integrazione. Ragazzi immigrati e italiani che magari si trovano in situazioni di svantaggio, che insieme imparano la cosa più importante, che è la lingua, perché se non si ha contezza della lingua del paese dove ci si trova, si è sicuramente fragili, vulnerabili e spesso anche soggetti a soprusi e ad angherie. Quindi diciamo che per me oggi, devo dire, quando vedo questa realtà mi rendo conto che questa è una provincia sorprendente, perché ha delle eccellenze in una zona, questa di Villa Seta, dove questa struttura svolge anche una funzione sociale più ampia, perché abbiamo visto un orto sociale, abbiamo visto gli ulivi che sono stati piantati, adesso sarà realizzato un campetto di calcio, sarà sistemato. Ecco, la funzione sociale della scuola, che diventa luogo di incontro, di aggregazione, di crescita di una comunità che ha bisogno di dare spazio e futuro ai suoi ragazzi, ai suoi figli, italiani o immigrati che siano. Una struttura ad Agrigento, qui Villa Seta, per l'accoglienza, per l'istruzione degli immigrati, insomma una struttura dove fattivamente si impara la lingua italiana. Questo intanto è una scuola pubblica che si occupa dell'istruzione di tutti gli adulti, di tutti quegli adulti che hanno lasciato indietro il percorso scolastico e che in questo tipo di scuola possono recuperare, sfruttando anche le competenze, le esperienze di vita, di lavoro che hanno fatto nel percorso dopo aver lasciato la scuola. In questo momento ospite abbiamo incontrato una maggioranza di stranieri di prima e seconda generazione che vengono qui per imparare la lingua, quindi fanno i percorsi di alfabetizzazione linguistica, ma anche per acquisire il diploma di scuola secondaria di primo grado, che nell'istruzione degli adulti si chiamano percorsi di primo livello. Questa scuola funziona in modo straordinario, l'obiettivo è quello di aiutare, sostenere anche il territorio all'interno del quale si trova allocato e diventare un punto di aggregazione, un punto di incontro e di confronto per condividere e migliorare anche l'offerta sul territorio, non solo dell'istruzione ma di conoscenza civile e
permettere di raggiungere un obiettivo di un vissuto che sia sempre migliore, di migliore accoglienza e convivenza all'interno del territorio. Integrazione completa, diciamo. Un'integrazione completa, sì, perché la scuola serve a mettersi a confronto e a frutto le esperienze di tutti, che sono esperienze scolastiche, professionali, ma sono esperienze di vita, culturali e tradizionali.